Andar per Cantine 4 ritorna sul grande schermo di YouTube. La destinazione di oggi è l'Abruzzo, la cantina è Masciarelli, al volante abbiamo Gianfranco Cipresso, noto organizzatore di questi eventi veramente molto attesi. Allora, prima tappa è stata fatta, autogrill a Digest. Cappuccia brioche, eccoci qua, in partenza, bellissima giornata, grazie per la prima immagine. La seconda tappa sarà il Museo della Ceramica di Faenza, dove assaggeremo i vini prodotti dalle 35 migliori cantine dell'Emilia Romagna. Siamo a Faenza, Museo della Ceramica, in attesa di vino e arte? Vino e arte, assolutamente. Anzi, vini ad arte. Nel primo pomeriggio ripartiremo alla volta di Semivicoli, del castello di Semivicoli, che è questo albergo strepitoso di proprietà dell'azienda Masciarelli, dove ci aspettano per la cena, per dormire, e domani visiteremo i vigneti e la cantina, le cantine, e degusteremo i vini prodotti dall'azienda. E poi, se ce la facciamo, torniamo a casa. Ciao! Rieccoci qua, il sottoscritto e l'ormai collaudata delegazione di degustatori veneti, compagni di viaggio di una nuova, straordinaria, coinvolgente avventura nel mondo del vino. Ne approfittiamo per fare un'interessante tappa a Faenza, in Romagna, dove si svolge all'interno del Museo Internazionale delle Ceramiche la manifestazione Vini ad Arte, quando il Sangiovese è un capolavoro. A Faenza sono presenti le principali cantine con i migliori prodotti del territorio. L'incontro col Sangiovese di Romagna stimola la nostra curiosità. Abbiamo degustato quanto era possibile e alla fine, dopo vari confronti e discussioni, abbiamo espresso una nostra impressione che ci ha trovato tutti d'accordo. Le cantine presenti, quelle che già conoscevamo e alcune estranee alla nostra conoscenza, hanno raggiunto interessanti livelli qualitativi, con ottime prospettive di crescita degne di nota. Qualche picco di qualità, ma niente di trascendentale. Così a secco? Già una valutazione. Una piacevole impressione contraria a quello che pensavo, nel senso me li aspettavo più informali. Ho vini che seguono la tradizione e vini che seguono un po' la modernità. Tranne poche eccezioni è un po' omologata, c'è qualche produttore che prova a fare delle cose molto buone, ci sono dei produttori tradizionali come Fattoria Zerbina che fa dei vini di grandissima qualità. Vini per la grande massa, molto fatti bene e niente di più. Noi riprendiamo il nostro viaggio, il nostro itinerario enologico verso Abruzzo, dove raggiungeremo la cantina di Masciarelli. Siamo molto ansiosi e ci aspettiamo veramente grandi degustazioni di vini di grande qualità. Arriviamo in tarda serata al castello di Semivicoli, proprietà della famiglia Masciarelli, dove siamo attesi. Una volta espletate le pratiche di registrazione alla reception, raggiungiamo le nostre rispettive stanze. Stupende, affascinanti, con quel tocco di classe e buon gusto. Fantasmi assicurati. Scusa, volevo far notare il particolare dell'estasi di Santa Rita. Cari amici di YouTube, siamo al castello di Semivicoli. Stiamo già degustando i vini della famosissima cantina di Masciarelli. Un gran Riesling. Dario Borsegò. Ciao Anna. Benvenuti a tutti. Saluto gli amici di YouTube, Lorella. Un personaggio famoso di YouTube, naturalmente di Andar per Cantina. Non manca mai Andar per Cantina, vero? No, non manco mai. Abbiamo i vigneti, adesso parlavo dello Chardonnay. Sì. Rocco Cipollone ci sta facendo una bella escursione. E adesso l'abbiamo bloccato con questo scintillio di occhiali. Questo scintillio. Ci ritroviamo per un aperitivo cena nel salotto del castello, dove ci riceve il simpatico ed esperto Rocco Cipollone. Se il buongiorno si vede dal mattino, allora ci attende una ricca giornata. L'itinerario prevede prima la visita del castello, dove ci sorprende il meticoloso intervento di restauro, poi la cantina, ma prima ci attende la colazione in una stanza davvero originale. Mentre ci raccontiamo della bella serata appena trascorsa, notiamo l'enorme focolaio per le cotture allo spiedo. Dorella, castello come ti è parso? Il castello è strepitoso, la suite, l'idromassaggio, da stare una settimana solo in vasca.
e guardare intorno, bellissimo. Paesaggio bellissimo. straordinario. Paesaggio straordinario, si vede la Maiella, si vede tutti i paesini che ci sono qua intorno, bellissimo, 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 bellissimo. Nella sala convegni in fondo vi faccio vedere uno dei pezzi unici, è una pressa antica del 1860 con la macchina. E oggi è diventato un salone di eventi, facciamo matrimoni, abbiamo una cucina professionale qui a casa. Ed eccoci arrivati alla cantina di Masciarelli, la Maiella alle nostre spalle come potete vedere e la cantina appunto che si trova proprio a ridosso di questa meravigliosa catena appenninica. Sì, dall'altra parte di questa piccola Dopo la montagna. Maiella. Sì, dall'altra parte Dall'altra praticamente. parte. Devi Sì, fare sì. 4 passi per andare di là. Un po' di più. In elicottero ci vuole 20 minuti da là qua. E tu hai l'elicottero? No, ho degli amici che lo hanno. Ciao Rocco, allora cosa ci farei vedere oggi? Oggi vediamo la cantina, vediamo qualche vigneto, quindi approfondiremo la conoscenza dell'azienda. La casa dei nonni è stata trasformata in cantina, per tanti anni è stata a piano terra, c'era la cantina, dietro la bottaia, barricaia e sul lato c'erano i minificatori esternamente, sopra gli uffici. Stiamo facendo il passaggio di annata, quindi togliamo i vini dell'annata vecchia dalle barrique e mettiamo le barrique nuove per immettere dentro i vini della nuova annata. Quindi le barrique vengono svuotate, lavate, disinfettate e poi inviate ad altre aziende per altri usi, distillati per esempio. Quindi a seconda della... Rocco, con pazienza, ci spiega i processi produttivi e le scelte delle uve. Solo il meglio dell'annata passa il rigoroso controllo. Lo scarto, si fa per dire, sarà utilizzato per produzioni più modeste. La selezione per Masciarelli è indispensabile. Del resto, per raggiungere certi risultati, non ci sono alternative. E la parte alta lì è il Trebbiano 2010. Il vino, il mosto, viene portato in questo locale, subisce la fermentazione, fa la fermentazione in barrique e poi rimane con le fecce in barrique per circa 2 anni, 21-22 mesi. Diciamo proprio in questo periodo, tra febbraio e aprile, il vino viene prelevato dalle barrique, ricostituito in massa unica ed imbottigliato immediatamente. Sara, Tonia, Nella, Fina, Gina, Nina, Sara, Elvira. Il passaggio successivo saranno i vigneti. Anche qui nulla è lasciato al caso. Stesso rigore, stessa filosofia. L'anno prossimo alla potatura non solo si toglierà questo... Da qui parte il destino di ogni bottiglia. Rocco ci spiega dettagliatamente tutte le tecniche usate nell'impianto. Ci fa notare che i tralci eliminati saranno rimossi velocemente dalla vigna, onde evitare contaminazioni devastanti al terreno che deve nutrire la vite senza interferenze. Della qualità di queste uve è tutta lì, perché anche questi sbalzi termici aiutano a fissare di certi tannini più morbidi, gradevoli nell'uva e poi trasferirlo nel vino. Siamo increduli di tanta attenzione, ma abbiamo capito quanto deve essere importante per raggiungere un grande risultato. Ci viene da dire, caspita, quanta pignoleria! Verrà legato qui, così. Adesso siamo arrivati al momento clou della giornata, quella più importante e interessante è proprio la degustazione vera e propria dei vini di Masciarelli. Con la degustazione finale ci avviciniamo alla conclusione della nostra visita. Masciarelli si riconferma azienda leader d'Abruzzo e di questo ne siamo più che convinti. Complimenti! No, volevo solo ringraziare l'azienda Masciarelli per la degustazione e la possibilità di aver fatto conoscere le varie sfaccettature dell'Abruzzo. Insostituibile compagnia di monellacci, veramente. Quindi è fondamentale il gruppo per avere un ottimo risultato finale, giusto così? No, guardo Gianfranco. Quindi è meglio guardare Gianfranco. Oddio no. Tesoro! Cari amici, termina qui Andar per Cantine 4, siamo in Abruzzo ovviamente, alla cantina di Masciarelli, un'esperienza veramente straordinaria, vini strepitosi. L'emozione comunque per noi è stata grandissima ed è veramente un invito che facciamo a tutti di provare a frequentare queste zone. Grazie ancora, arrivederci su YouTube su Andar per Cantine.